Oggi è la seconda delle 2 giornate europee del patrimonio, l'occasione quindi per visitare e conoscere anche in Veneto diversi monumenti, musei e siti archeologici. Il servizio è di Luca Colombo. A Forte Marghera, mattinata alla scoperta di bastioni stellari, pomeriggio al Museo Storico Militare. Il forte fu scenario dei moti risorgimentali del 1848-49. Quasi un anno durò la resistenza dei patrioti all'assedio austriaco. Giornate europee del patrimonio, ieri e oggi. Densissimo anche in Veneto il programma e in internet. Qui spicca l'intraprendenza dei musei archeologici nazionali di Stato. Uno per tutti, quello di Altino, ai bordi della Laguna Nord. Man mano che avanza l'allestimento della sede nuova, si addentra nel tempo il racconto appassionante di questa Venezia prima di Venezia, dai Paleoveneti al Porto Romano, che avrebbe fatto da modello mercantile e cava alla città d'acqua. Un pomeriggio di visite guidate per dar voce a corredi, oggetti quotidiani, antichi abitanti. Patrimonio questo vuol dire, il PIL immateriale di una storia che apre la mente, nutre spirito critico, gusto, inventiva e darebbe lavoro a tanti giovani preparati. Tommaso Montanari, storico dell'arte, istruzioni per l'uso del futuro, scrive: è indispensabile ricominciare a educare gli italiani al patrimonio. Vuol dire alla lettera far uscire fin da bambini quel che hanno già dentro, quella lingua della bellezza che hanno parlato per secoli, meglio degli altri, lingua di immagini, forme, colori. Niente a che fare con la cultura fast food alla Venice Land. Quello è intrattenimento, legittimo, ci mancherebbe. La valorizzazione doverosa per la conoscenza è un'altra cosa. Rischiano di scadere i progetti finanziati di valorizzazione di Forte Marghera. La società di gestione si appella al Comune. In tema di gestione del patrimonio storico-culturale, per il Forte Marghera il Comune sta valutando l'ipotesi di sostituire con una fondazione la società che gestisce il complesso monumentale. Vediamo. 1848-49. Per oltre un anno Forte Marghera respinse gli assalti austriaci a Venezia. I tempi del Risorgimento erano ancora acerbi. Ora invece rischiano di scadere i tempi di progetti di valorizzazione regionali ed europei già finanziati o presentati da Marco Polo System. La società gestisce il forte su incarico del Comune dal 2004. La nuova giunta pare orientata a rimpiazzarla con una fondazione. La Regione Veneto ha finanziato quasi 2 milioni di euro per far nascere un centro internazionale sulle architetture militari, ma che nasceva perché la gestione deve essere di Marco Polo System. Ci sono delle scadenze e temo che si possano perdere. Oggi una variegata guarnigione presidia le mura stellate. Nei laboratori dell'Accademia di Belle Arti di Venezia è nata più di una scenografia per il Teatro La Fenice. 2 capannoni freschi di restauro della copertura offrono spazi di magazzino preziosi. Forte Marghera ha servizi di ristoro e di svago. C'è un museo storico militare, uno di barche tradizionali, dove una mostra si appresta a raccontare la Grande Guerra sull'acqua. Ma occorrono progetti transnazionali per intercettare i fondi comunitari. Sulle rotte della Serenissima, Marco Polo System ha fatto rete con la Grecia, ha collaborato con Malta e Albania, stringe rapporti con Istria, Dalmazia, Cipro. Lo scambio nutre una vivace produzione editoriale. È un'altra Europa che pazientemente tenta di prendere forma. Spero che l'amministrazione comunale di Venezia capisca che qui è davvero una grande realtà per tutta la città.